God Save the Wine, siamo a Roma, siamo a battezzare questo autunno romano insolitamente fresco, poiché normalmente a novembre a Roma si va ancora al mare, invece oggi è proprio la giornata perfetta per il Bardolino. I primi freschi, vino tenso, porpora, ma anche trasparente, soprattutto le versioni più giovani, quindi perfetto per stuzzicare un po' questi serate, questi pomeriggi in casa. Ma Angelo, visto che oltre a essere insomma un grande esperto di vino, sei anche un appassionato gourmet e si può parlare con te delle ore, degli spiedini, delle arroste eccetera, facciamo un gioco degli abbinamenti. Qui ci sono le 3 sottozone del Bardolino che cominciano a apparire sulle bottiglie e già interessano molto. Troviamo un piatto per ogni sottozona, chiaramente un piatto della zona, così ci si rivede, poi andremo a cercare le ricette, ci dirai dove, ma intanto facciamoci dove vuoi, partiamo da sud, partiamo da Somma Campagna. Somma Campagna ha nel cuore della produzione il paese di Valeggio sul Mincio. Valeggio sul Mincio si fanno dei tortellini piccolissimi e trasparentissimi con dentro carne, adatti quindi a questo genere di vino. Tortellini di Valeggio sul Mincio col burro e la salvia con un Bardolino del distretto di Somma Campagna è un abbinamento perfetto. Servirei un Somma Campagna di un anno circa, quindi in questo momento un 2019. Sul mercato ci sono già 2020, cioè si esce 2020, però ci sono i prototipi 2019 come quello che è nel bicchiere, per cui si possono trovare e servirei quest'annata. Un vino con una bella piccantezza, una discreta struttura, con un bel po' di parmigiano, ce l'ho un po', oppure di Monteveronese che ci si mette sopra i tortelli. Grana Padano per quello che riguarda la zona di Valeggio, oppure ci si può mettere del Monteveronese stagionato, quello d'Alpeggio un po' stagionato. Risalendo sul lago un abbinamento per la Rocca, in questo caso molto giovane, quindi La Rocca è l'unica zona che costeggia proprio sul lago, sulla costiera, si specchia assolutamente, e oserei una cosa che sembra bizzarra ma non lo è, metterei del luccio in salsa gardesana con un La Rocca 2020. Perché? Perché il La Rocca ha questo sentore di cannella e la cannella è uno degli ingredienti con cui si aromatizza il luccio in salsa gardesana. Veramente raffinata. Tra l'altro noi sul lago di Garda... Cannella, scusa, è proprio il vitigno, non è in questo caso il legno o l'interazione, proprio il vitigno tira fuori. La Corvina Veronese in particolare nella zona, nel distretto La Rocca, dà questo tono tipico di cannella e lo dà abbastanza presto, quindi non occorre neanche aspettare tanti anni di invecchiamento. 18-19 già. E anche il 20, io ci metterei anche il 20. Poi stiamo parlando di pesce, per quanto un pesce di lago un pochino più grasso magari. Sì, assolutamente. Oppure li metterei addirittura con le sarde in saore, che normalmente vengono abbinate con un vino bianco. Io invece andrei su un servito molto fresco, servito sui 16-15 gradi di temperatura, non di più. Ci sono tannini abbastanza sottili, quindi non vanno a impattare, no? Bello. E quindi Montebaldo in questo momento, se andate a San Zeno di Montagna, dove c'è un marrone DOP, il marrone di San Zeno DOP a denominazione di origine protetta, il piatto tipico di San Zeno di Montagna è il minestrone di marroni, che è la versione del Montebaldo del minestrone di fagioli della tradizione veneta, e lì ci va un Montebaldo, direi in questo momento un 17-18. un po' d'affinamento, un po' di bottiglia, un po' di terziari, un po' di note di spezie, e con la castagna ci sta meravigliosamente bene, quindi proprio 3 sottozone, 3 distretti da vini molto diversi come caratteristiche organolettiche, con piatti completamente diversi, piatti autunnali tra l'altro. Quindi come vedete nel Bardolino, grazie a sottozone, si può andare dal pesce alla pasta fino alle minestre. Ancora non siamo andati alle carni, che anche lì c'è da sbizzarrirsi, veramente un vino, una tipologia di vino con le sue sottozone versatile e decisamente da scoprire. Tanto l'autunno è appena iniziato, abbiamo tempo. Grazie mille. L'inverno per le carni. Abbiamo l'inverno, è vero, c'è tempo. Grazie mille.